Buonasera a tutti e benvenuti al Teatro Italia di Acerra. Ma è chiuso il teatro! Dopo un anno di assenza dal palcoscenico teatrale dovuto alla pandemia, possiamo finalmente dire è passata la nottata. Io sono Emanuele Guadagni e oggi vi ho portato proprio nel nostro tempio. Nel 10° anniversario artistico della nostra compagnia rialzeremo il sipario del Teatro Italia il 3 e 4 dicembre 2022 con una brillantissima e divertentissima commedia a firma di Gaetano Di Maio, Con regia di Peppe Ruotolo. Io interpreterò Pessichetti, un personaggione, un amicone, mannaggia la madre del cotone. Hai fatto pure la rima, mi raccomando, vi aspetto a teatro, venite perché ci divertiamo tutti quanti, va bene? Un bacio. E tutte le volte che mi sono sbagliata, quando parlava la felicità. Ciao ragazzi, siamo Enzo Parità. E Anna Rita Ragusta. Vi aspettiamo il 3 ed il 4 dicembre 2022 al Teatro Italia di Acerra. Per un'imperdibile commedia dei liberi genitori. Vi aspettiamo. Ciao! Ciao! Mi sbagliata la cuffia. Sono andato a casa tua. Mi faccia il piacere, se ne vada. 2 atti riadattati in commedia, musica, danza e teatro. Quindi non va appiccicato per il biglietto, perché lo spettacolo stanno facendo per voi. Andate a vedere, mettiamoci d'accordo e ci partiamo. Ciao ragazzi, stiamo lavorando per voi, per farvi emozionare e per stupirvi. Il mio ruolo sarà Cristina, che è una vecchia zita, acida e precchiosa. Per chi conosce il mio personaggio, il mio ruolo, io faccio sempre i personaggi che fanno ridere. Perciò non mancate e vi aspettiamo. Onorato di essere uno degli interpreti di questa commedia, vestirò i panni di Geppino in continuo conflitto con la iena Margherita, sua moglie. Un prete mi inguaiò, l'avvocato mi salvò. Margherita, e tenga Geppino per Nanz, che ogni volta con Vega ma ti le mazzata rende in mano e io già fa paralisi, stop e desist. Che sta? In questa commedia sarò Osvaldo e quest'oggi vi vorrei parlare di un piccolo difettuccio che tengo, il mio chiodo pungente, però forse è meglio che lo faccia vedere. Ah, ciao. Nella commedia Mettiamoci d'accordo e ci mattiamo, io interpreto l'avvocato Sarappa. E non un avvocato qualsiasi, ma il miglior avvocato di Napoli. Non lo date retta all'avvocato Sarappa, sono io il migliore avvocato di Napoli. Il mio personaggio è Concettina, divertente ma una giudice di prima qualità. Con la sua presenza breve ma intensa scioglierà vari nodi della storia e del resto è una parrucchiera e aspetto al Teatro Italia. Ciao! Il più migliore. Sì, ma così noi ci innamoriamo fino a chiamare. Lo so che non mi avete riconosciuto, capelli bianchi, rughe, sono Marzio Di Lauro, è solo trucco perché quest'anno interpreto nonno Alfonso, è un vecchietto di 70 anni, sì siamo sempre noi genitori. Interpreto Marisa nella commedia Mettiamoci d'accordo e ci partiamo. È per noi la pandemia, che ci facete ancora a casa? Un saluto grande ai liberi genitori, io vi voglio bene, vi vengo a vedere e ci vediamo presto. Un bacio dalle luci. Grazie. E io sarò Donna Grazia e sapete, Non riesco a dire, sono rimasta vedova solo 3 volte, solo 3 e per il resto veniteci a vedere. Un cast di 13 attori, una cantante e 4 ballerini, supportati da 9 tecnici dietro le quinte, tenteranno di farvi tornare il buon umore a teatro. Il mio ruolo è Suor Lucia. Mi raccomando di non farla arrabbiare, altrimenti può diventare anche Suor Lucifera! Sono Mehmet, una donna molto esplosiva, francese autentica. Dorione Traiane. Veniteci a vedere! Vi aspetto a teatro. Non potete assolutamente mancare. Stamma già postata al Teatro Italia.